programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Quella che comincia è una puntata di Cronache Trevigiane che fa il punto sull'economia della provincia di Treviso, ma che soprattutto racconta l'inaugurazione della nuova sede di Confartigianato Marca Trevigiana presso l'area ex Appiani, oggi battezzata Treviso 2 o Cittadella delle Istituzioni, in cui sono traslocate o stanno per farlo, tra le altre realtà, anche Prefettura, Questura, Guardia di Finanza e Camera di Commercio. Era il 20 giugno 1969 quando nacque Alleanza Artigiana. Gli uffici, 2 stanze per un totale di 50 metri quadrati, aprirono orgogliosi in Calmaggiore a Treviso. I 1000 associati iniziali oggi sono diventate 12.000 imprese artigiane associate a Confartigianato Marca Trevigiana, che occupano 57.000 tra imprenditori e dipendenti. Oggi la nuova casa è fonte di orgoglio e di nuovi stimoli, come racconta il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Mario Pozza. Il cuore mi dà motivo di soddisfazione, di orgoglio, pulsa molto forte perché abbiamo visto quali sono i risultati di un lavoro di anni e siamo stati premiati con la partecipazione dei nostri artigiani, delle istituzioni che ci riconoscono quel ruolo che dobbiamo avere come organizzazione di rappresentanza al mondo dell'artigianato. Nella nuova sede sono confluiti tutti gli uffici associativi, comprese Confartigianato Formazione e il centro cooperativo. Una nuova casa che noi mette tutti sotto lo stesso tetto e di conseguenza ognuno per i propri ruoli, la provinciale e i mandamenti saranno quella squadra forte che Confartigianato è e per il futuro si presterà per le battaglie che dovremo affrontare per le difficoltà del mercato, per l'economia, per il sistema del mondo artigianale. Per Confartigianato la nuova sede è una scelta di prospettiva. Non hanno alternative, l'artigianato è nel DNA del trevigiano, ci sono 26.000 imprese artigiane in provincia di Treviso, credo che i numeri ci dicono che dobbiamo continuare su questa strada. La scelta non è casuale, è certamente una scelta mirata in un momento anche che bisogna sostenere con dei messaggi. Questo è un messaggio chiaro, visibile, che l'artigianato vuole essere protagonista dell'economia. L'inaugurazione è stata l'occasione per cercare di comprendere se ci sono dei segnali che annunciano una ripresa o se la strada in salita è ancora lunga. Intanto però ci uniamo alla festa che ha salutato i 50 anni di una realtà aziendale straordinaria come la Fiduciaria. Un volo di palloncini bianchi e azzurri ha accolto gli ospiti e gli amici della Fiduciaria, l'agenzia immobiliare trevigiana che nei giorni scorsi ha festeggiato 50 anni di attività a Treviso. Nata nel 1961 dallo spirito imprenditoriale del commendatore Emilio Bruniera, oggi l'agenzia continua ad affrontare il mercato dal cuore della città, la zona della pescheria. Ai nostri microfoni il presidente di Unascom Confcommercio, Guido Pomini. 50 anni di un'azienda speciale, ma anche direi 50 anni di un'imprenditoria trevigiana che secondo me può essere proprio riconosciuta nella figura del commendatore Bruniera. Per Emilio Bruniera la Fiduciaria è molto più di un'attività imprenditoriale, è una parte della sua vita e di quella della sua famiglia, un pezzo della storia di Treviso. È un momento importante di grande soddisfazione di essere arrivati fino a qui. Un traguardo raggiunto con il commendatore Bruniera al timone dell'azienda. Oggi pronto a lasciare il testimone è la figlia Paola, da anni al suo fianco. Le imprese familiari trevigiane proprio comprendono che lo sforzo di una generazione non può finire con quella generazione. E il passaggio generazionale, che è una delle fasi più critiche nella vita di un'azienda, in questo caso, come per fortuna in tanti altri, invece viene gestito forse nel modo più normale. Sono fortunata sicuramente ad avere questo testimone pronto, bel pacchetto regalo confezionato, avviato eccetera, però è anche altrettanto vero che è difficile sicuramente portare avanti con professionalità come quella che è sempre stata e che ha caratterizzato mio padre. Un papà che in 50 anni ha visto crescere l'attività con le filiali di Jesolo e Pordenone, che ha lavorato accanto a validi collaboratori, che ha visto cambiare il volto e il cuore della sua Treviso. Ho la figlia Paola che ha accolto il testimone e speriamo che vada avanti bene, però trovo momenti più duri di quelli che ho trovato io dei nostri anni. Etica del lavoro, amore per la propria città e fiducia nel rapporto azienda-cliente.
Questi alcuni dei pilastri cui la fiduciaria non intende rinunciare. Vorrei proprio caratterizzare la fiduciaria, che è sempre stata fondata proprio su questo, al di là del pezzo di carta firmato o controfirmato dalle famose parti. Vorrei che ci fosse, che continui ad esserci la stretta di mano prima, cosa che in questi tempi viene un po' a mancare. A Treviso 2, per l'inaugurazione della nuova sede di Confartigianato Marca Trevigiana, è giunto anche il presidente regionale Giuseppe Sbalchiero. Con lui abbiamo cercato di immaginare i prossimi 12 mesi. Ma qualsiasi inaugurazione che viene fatta significa che si vuole andare avanti e quindi va vista sempre con il famoso bicchiere mezzo pieno. A maggior ragione in questo ambiente e una provincia dove l'artigianato è fondamentale è stato fondamentale per lo sviluppo ed è ancora fondamentale oggi e lo sarà per il futuro. E tra un anno che scenario sarebbe bello incontrare? Intanto che si consolidi questa tendenza a un miglioramento, perché la stiamo registrando non solo a Treviso con tutte le preoccupazioni del caso, ma anche fuori Treviso, anche a Vicenza, anche a Padova, a Verona, riuscire a riprendere non solo in termini di fatturato ma anche di occupazione, perché vuol dire che abbiamo raggiunto un obiettivo. La ricetta per la ripresa, secondo Sbalchiero, passa tramite l'assunzione di responsabilità per tutti gli attori della scena socio-economica. E quando si continua a gridare al lupo, al lupo, al lupo, non si va da nessuna parte. Se ognuno degli attori fa il proprio dovere, noi il nostro, la politica il suo, le banche il loro, le istituzioni che ci sono anche loro, credo che abbiamo tutti gli elementi per vincere. Tra poco invece parleremo di formazione artigiana. Prima però andiamo dal Credito Trevigiano, banca di credito cooperativo di Vedelago, che ha vissuto un'assemblea annuale davvero significativa. Approvazione all'unanimità da parte dei 1234 soci presenti all'Assemblea del Credito Trevigiano. Un risultato che, numeri alla mano, conferma la solidità della banca, che mantiene fede ai principi di prudenza e di sostegno all'economia e al territorio, come ci spiega il direttore Umberto Longo. Il Credito Trevigiano è riuscito a crescere ancora di più che in passato negli impieghi, quindi nei finanziamenti alle imprese e alla famiglia. È stata registrata anche una discreta crescita quasi pari a 2 punti percentuali nella raccolta e anche sotto il profilo economico il bilancio ha registrato un utile che, se raffrontato alle esigenze di sostegno all'economia e del territorio, riteniamo importante, quasi 5 milioni di euro di utile lordo. Non solo numeri di finanza per il Credito Trevigiano, ma anche numeri nel sociale, per il quale l'istituto bancario opera da sempre nell'interesse dei soci, dei cittadini e del territorio. Soddisfazione a tal proposito da parte del presidente Nicola Di Santo. Oggi a pieno titolo i soci hanno visto il Credito Trevigiano come veramente una realtà del territorio, non solamente bancaria, una realtà che abbraccia a 360 gradi il territorio e le problematiche del territorio. Una risposta all'unanimità che veramente ci rende orgogliosi di appartenere a questo sistema cooperativo, a questa banca cooperativa che si occupa non solo di finanza e di credito, ma si occupa anche di reali problemi del territorio. Una vera e propria missione per il territorio, quella sostenuta da Credito Trevigiano. Da qui le richieste di alcuni soci che hanno invitato la banca a valutare progetti di carattere ambientale e paesaggistico, richieste a cui il presidente Di Santo risponde così. I messaggi sono arrivati, sono di grande responsabilità che noi vogliamo portare avanti, però con rispetto delle parti per i propri ruoli. Non vogliamo sostituirci a nessuno, vogliamo solamente fare il nostro ruolo nel modo migliore possibile, in collaborazione e non in contrapposizione con nessuno, in particolare con le istituzioni pubbliche. La prima parte di Cronache Trevigiane termina qui, a tra poco con le analisi del presidente camerale Nicola Tognana e un'intervista esclusiva a Claudio Pascucci, comandante della Guardia di Finanza, che dopo 5 anni si prepara a lasciare la Marca Trevigiana. Lo studio ideale della seconda parte di Cronache Trevigiane è sempre dedicato all'inaugurazione della nuova sede di Confartigianato Marca Trevigiana nell'area ex Sappiani. All'appuntamento abbiamo incontrato anche Nicola Tognana, presidente di Camera di Commercio di Treviso, che qualche giorno fa ha onorato la giornata dell'economia trevigiana. Sentiamo con che spirito.
Delle positività legate a una rimonta che sta facendo l'economia della marca e delle preoccupazioni perché la rimonta è fatta soprattutto dalle imprese che esportano e quindi dobbiamo trovare delle soluzioni per far sì che più imprese esportino e stiamo lavorando su questo progetto perché il mercato domestico continua a essere molto stagnante. Le imprese trevigiane quindi devono continuare a cercare fortuna ai 4 angoli del mondo. Direi di sì, è un appello che ho fatto anche questa mattina a questo incontro al quale sono stato invitato da parte della Confartigianato. Credo che ci sia un potenziale molto forte all'interno del mondo dell'artigianato, bisogna riuscire a stimolare queste aziende a vivere non soltanto in una logica italiana ma a diventare attori in altri paesi in maniera tale da bilanciare il fatturato che manca qui portandolo a casa da altri territori. In attesa di incontrare il comandante della Guardia di Finanza di Treviso, parliamo della settimana della bonifica che avrà il suo clou il prossimo 18 maggio con una tavola rotonda molto importante. Si chiude in questi giorni la settimana nazionale della bonifica, che in Veneto ha coinvolto 10 consorzi dell'Unione Veneta Bonifiche in una serie di iniziative volte a far conoscere il volto più antico, affascinante e spesso fragile della nostra regione, il Veneto dell'acqua. Ai nostri microfoni il direttore dell'Unione Veneta Bonifiche Andrea Crestani. Il territorio veneto è un territorio di bonifica, è un territorio dove i nostri 10 consorzi operano e sovrintendono a circa il 66% di questo territorio. Oltre 1.100.000 sono gli ettari su cui noi operiamo tutti i giorni e manutentiamo i canali di bonifica. Su questa rete importantissima che è quasi di 18.000 chilometri di canali, noi svolgiamo la nostra attività. Un'attività, quella dei 10 consorzi di bonifica del Veneto, che risulta fondamentale per la tutela del territorio, per la manutenzione dei canali irrigui e per la prevenzione dei dissesti idrogeologici che hanno conseguenze pesanti sulla vita e sulle attività della nostra regione. Il presidente Giuseppe Romano ricorda a tal proposito alcuni dati negativi dell'alluvione del novembre scorso. Lo 0,6, lo 0,7% di diminuzione del prodotto interno lordo del Veneto è importante non solo per il Veneto ma per tutta l'Italia. 7-8 mila posti di lavoro a rischio per un evento come questo credo siano importanti per tutti quanti noi, un momento di difficoltà poi del mondo del lavoro. Ecco perché è importante agire con criterio, programmare gli interventi e lavorare insieme a tutela delle acque del Veneto. A tal proposito l'Unione Veneta Bonifiche lancia un'iniziativa particolare a conclusione della settimana della bonifica. Il 18 di maggio chiuderemo, quindi terremo un po' più lungo il periodo, la settimana della bonifica con un importante tavola rotonda dove l'Unione Veneta Bonifiche e i 10 consorzi metteranno attorno a un tavolo i principali attori del nostro territorio, di chi ha competenza per la gestione, quindi la regione, le province, i comuni, la protezione civile, e discuteremo intorno allo slogan che abbiamo dato alla settimana della bonifica, uniti per la sicurezza del territorio veneto. Noi riteniamo che l'unità sia indispensabile perché unità significa sinergia, unità significa confronto, unità significa lavorare assieme. E lavorare assieme tra consorzi di bonifica è indispensabile, ma soprattutto tra chi nel territorio opera e lavora per la sicurezza di questo territorio. Quindi abbiamo pensato a questo patto per il territorio assieme a chi, come la Protezione Civile, come la Regione del Veneto, come le province del Veneto, come l'ANCI del Veneto, lavorano tutti i giorni per la sicurezza di un territorio, quindi uniti per il territorio del Veneto.